La criminalità organizzata ovviamente utilizza, impiega i minori stranieri consapevoli del fatto che non sono espellibili, perché la normativa vigente non prevede l'espellibilità dei minori, e tra l'altro anche il fatto che difficilmente venga sottoposto ad un provvedimento di arresto e quindi venga disposto la custodia cautelare. Solitamente vengono denunciati a piede libero, una denuncia in più, una denuncia in meno, a loro ovviamente non conta nulla, ecco perché stanno acquistando sempre più forza e aggressività sul territorio, si stanno sempre di più imponendo. Quali sono le zone che battono maggiormente? E nei diversi parchi cittadini, nella zona dell'Arcella, nella zona anche del Parco Europa, insomma nei diversi luoghi dove loro riescono a trovare una zona privi di controllo da parte della polizia. Ecco perché, essendoci questo contatto diretto tra i cittadini e la questura, questo ci consente anche di avere un maggiore monitoraggio delle zone per evitare che quelle zone poi diventino veramente territorio loro.